durante le normali attività di accertamento sul territorio. Nel caso un utente desideri richiedere uno o più stagliani per poter parcheggiare nel parcheggio commerciale, sarà richiesta anche in questo caso la utilizzazione di un modulo in linea per comunicare i propri dati pratici la zona del parcheggio richiesta, area scoperta 1, area scoperta 2 e area scoperta. A seguito della fase di verifica da parte del personale sarà inviata una comunicazione agli enti interessati che li avvisa della disponibilità, rilascio del permesso o i permessi. Anche in questo caso sarà possibile effettuare direttamente il pagamento dal portale web e il destinatario del pagamento sarà il comune di Cavo. Grazie Assessore Pumiso, ci sono interventi, consigliere interno. Grazie Presidente, grazie di nuovo Vice Sindaco. Tuttavia io aspettavo di sentire scusi, una scusa ai cittadini, perché hanno preso molti, e le spiego perché, non perché presunzione, ma se c'è una difficoltà economica, ed questo è un dato oggettivo della realtà, cioè ci sono persone, famiglie che hanno difficoltà economica, per quale ragione la famiglia dovrebbe spendere 100 euro a marzo per vedere il servizio per partire a maggio? Ebbene, cioè, capisci? Allora tutti hanno aspettato l'ultimo momento, perché ovviamente tutti avevano fino all'ultimo momento procrastinato questa spesa, e per questa ragione che si sono accavallate. Sono contento che ci saranno forme innovative, gestionali, manageriali, finalmente sono contento, va bene, so che non dipende da lei. Tuttavia le multe ricevute da qualche cittadino e le code che hanno fatto quelle interminabili di cui io sono stato vittima sono state veramente imbarazzanti. Allora dico, va bene il primo anno che abbiamo fatto cercando, dettagliando, eccetera, ma il secondo anno basta. E allora la cosa che io chiedevo era sostanzialmente chiedere scusa ai cittadini di un atteggiamento che è stato poco manageriale, poco attento e sensibile al... Questa era la cosa che chiedevo. Comunque grazie Vice Sindaco. Grazie consigliere interno, ci sono altri interventi. Consigliere Barretto. Buonasera Presidente, volevo chiedere una cosa che non ha a che fare con l'interpellanza, se c'è la possibilità di anticipare il punto 12. Va bene, mettiamo i voti. Chi è favorevole all'unanimità? Va bene. Allora, la approviamo prima il punto 2, dopo facciamo subito l'approvazione verbali della seduta precedente, della seduta del 22 maggio 2018. Siamo voti favorevoli? Unanimità. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno, che è il numero 12, quindi mozione avente ad oggetto il ripristino della presenza del medico presso il punto di primo intervento di Cavo, azienda Urso numero 4 Veneto e tale, nel periodo annuale del 1 ottobre al 30 aprile. Con la parola al signor Sindaco. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Premesso che a data dal 1 gennaio 2017, a seguito di un processo di riorganizzazione dei servizi sanitari dell'US 4, il punto di primo intervento di Cavole non usufruisce, come veniva garantito in passato, della figura del medico nel periodo ottobre-aprile. La particolare collocazione geografica di Cavole rende indispensabile tenere in considerazione i seguenti parametri di riferimento: distanza dalle strutture ospedaliere di circa 30 km, problematiche di viabilità del territorio che non agevolano il rapido spostamento per raggiungere le strutture di pronto soccorso esistenti, l'estensione temporale della stagione turistica che si protrae anche nel periodo di ottobre ed aprile, progressivo invecchiamento della popolazione residente che presenta significative fragilità e ha bisogno di servizi di prossimità, tra i quali anche il medico di cui trattasi. Le soluzioni programmate alla Regione Veneto e attuate dall'azienda US 4 possono determinare delle serie difficoltà nell'assicurare un servizio adeguato nei confronti dei cittadini, con inevitabili ricadute anche sulle strutture di pronto soccorso dei presidi ospedalieri. Il Sindaco in data 29 maggio 2018 ha ricevuto il Comitato che ha raccolto 2.870 firme per il ripristino del medico presso il punto di primo intervento di Cavo nel periodo ottobre-aprile. In quell'occasione si è convenuto di coinvolgere il Presidente
i capigruppo del Consiglio Comunale per organizzare la presentazione del prossimo Consiglio Comunale di una mozione intesa a sensibilizzare gli enti e gli organi competenti sulle esigenze emerse. Il presente atto di indirizzo rappresenta l'istanza dell'intera comunità alla tutela e salvaguardia della salute pubblica dei cittadini e dei turisti. Tanto premesso, si chiede al Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale chiede di impegnare il Presidente del Consiglio Comunale e l'amministrazione comunale a formalizzare nei confronti del Presidente della Regione del Veneto, sulla scorta delle considerazioni esposte in premessa, la richiesta di ripristinare, già fardata dal 1° ottobre 2018, la presenza del medico presso il punto di primo intervento di Cavour 4 nei mesi da ottobre ad aprile di ogni anno. Inviare la presente mozione al Presidente della Regione del Veneto, all'assessore alla sanità della Regione del Veneto, alla direzione dell'azienda UX 4 Veneto Orientale, al Presidente della Conferenza dei Sindaci Sanitari del Veneto Orientale. Questo è il testo della mozione. Aggiungo per completezza, dopo l'incontro che abbiamo fatto lo scorso 29 maggio in comune con il comitato, che nel frattempo si è tenuta la conferenza capigruppo che poi ha approvato questo testo condiviso. Dopo un'odissea siamo riusciti ad avere in data 2 luglio 2018 il piano e la bozza del piano sociosanitario regionale che prevederebbe la programmazione 2019-2023. Il piano è stato approvato dalla Giunta regionale del Veneto in data 28 maggio e poi è stato rimesso il parere di competenza solo in data 10 luglio alla conferenza regionale permanente sanità, ed è in quell'occasione che in qualche modo è arrivata anche la cortese attenzione dei sindaci. In quella conferenza era presente anche il presidente della conferenza Sindaci Sanità Veneto Orientale, il quale ha dato parere favorevole al piano socio-sanitario. Il piano, l'iter di entrata in vigore, di validità e di efficacia piano non è completato perché dopo l'approvazione della Giunta regionale il parere della conferenza regionale sanità permanente deve ritornare in Consiglio regionale per l'approvazione definitiva. A riguardo il Presidente Zaia ha rilasciato alla stampa dichiarazioni del tipo avrebbe voluto farlo approvare dal Consiglio regionale entro la data del 31 luglio. Oggi a me non consta che il piano sia stato approvato, più probabilmente sarà quindi approvato dopo le prossime ferie di agosto nella prima seduta del Consiglio regionale. In ogni caso l'approvazione da parte del Consiglio regionale del piano sociosanitario non stimola in ogni caso la necessità di intervenire d'urgenza, perché non è nel piano sociosanitario che ci saranno le previsioni che riguardano il punto di primo intervento di causa, sia con riferimento alla medicina di gruppo, sia con riferimento alla questione del medico di cui oggi è mozione in discussione, perché dopo l'approvazione del piano sociosanitario in Consiglio regionale ci dovrà essere l'iter di nuovo di approvazione delle schede all'interno del piano aziendale dell'azienda sanitaria, e quindi ci sarà un percorso comunque che coinvolgerà l'azienda sanitaria, conferenza sindaci Veneto Orientale e il Consiglio regionale del Veneto e la Giunta regionale, per cui i tempi che con grande positivismo possiamo valutare sono quelli che entro la fine dell'anno sarà pronto il piano aziendale, quindi abbiamo tempo di intervenire a prescindere dall'approvazione da parte del Consiglio regionale del piano socio-sanitario di programmazione generale entro la fine dell'anno. Eravamo rimasti d'accordo che a seguito della riunione in comune con il comitato il sindaco avrebbe chiesto un appuntamento già al Presidente Zaia in forza della mozione approvata dalla conferenza capigruppo ma non ancora portata all'attenzione del Consiglio, appuntamento che è stato richiesto ma che è stato dalla segreteria del dottor Zaia partecipato all'approvazione del Consiglio Comunale, e anche giustamente dal punto di vista giuridico, perché se poi il Consiglio oggi non approva la mozione cosa va a fare il sindaco in regione, per cui dopo l'approvazione di questa mozione chiederò un appuntamento. Io però, se siete d'accordo, lo chiederei in congiunto non solo al Presidente Zaia ma anche al Direttore Generale dell'azienda, perché poi sarà il Direttore Generale dell'azienda che segnalerà alla parte politica della Regione del Veneto se è opportuno, se non è opportuno, se è necessario, quindi l'azione di
convincimento in senso buono, diciamo, dell'amministrativa, politico-amministrativa che stiamo per approvare, è comunque legato a una condivisione a monte della politica e a valle per poi il braccio esecutivo di chi quel piano aziendale dovrà andare a approvare, per cui nei prossimi giorni io chiederei un appuntamento congiunto. Grazie sul sindaco, ci sono interventi. Consigliere Antelmo. Grazie sindaco per le opportune parole. Io volevo, siccome sono convinto che il Consiglio Comunale approverà all'unanimità questa mozione, a nome del Comitato volevo leggere una dichiarazione che poi volevo lasciare in mano al sindaco e al Presidente del Consiglio. Il Comitato Spontaneo Cittadino, noi vogliamo il medico, promotore della raccolta delle firme per il ritorno del medico del primo intervento, anche durante l'inverno, applaudo l'iniziativa del Consiglio Comunale che ha deciso nella seduta del 31 luglio di proporre una mozione comunale riconoscendo l'esigenza più volte espressa da molti cittadini del ripristino del servizio tolto da gennaio 2017. Sono state raccolte quasi 3.000 firme in molto tempo per riconoscere che questa azione per la salvaguardia del presidio sanitario locale non aveva secondi fini se non quello della tutela del diritto alla salute dei cittadini. Anziani, famiglie monoparentali e bambini desiderano fruire del presidio prossimo al cittadino, non solo per l'accoglienza e la preparazione dello stato medico, ma anche per l'azzeramento delle distanze che rischia di compromettere la cura. Questo evidentemente non può che essere un primo passo a cui dovranno seguire altre iniziative, tra cui la richiesta al Presidente Luca Zaia di un incontro allargato anche con il gruppo promotore della raccolta firme, non solo per consegnarli direttamente, ma per portargli personalmente le nostre preoccupazioni. Ottobre è vicino e Cavolo vorrebbe vedere ripristinato il servizio della quest'inverno. Ringraziamo il Sindaco, il Presidente del Consiglio, i capigruppo e tutto il Consiglio Comunale che, votando questa mozione, si è fatto portavoce di un disagio enorme che vive la cittadinanza, frutto di un bisogno reale e concreto per i cittadini di Cavolo. Grazie, consigliere Interno, capogruppo Miolo. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Sì, solo per unirmi anch'io a un ringraziamento che finalmente vede coinvolti tutti i consiglieri di questo Consiglio Comunale unanimemente per supportare un'azione che va nella direzione proprio di dare un contributo fattivo a quella che è un'esigenza ormai palpabile da parte di tutti. Quindi mi unisco alle parole espresse dal consigliere Antelmo e ringraziando anch'io l'amministrazione. Grazie. Grazie, capogruppo Miolo. Capogruppo Ferrara. Grazie Presidente, grazie Sindaco, anche il nostro gruppo Liberi e Trasparenti ringrazia per la collaborazione, ringraziamo sicuramente il Comitato per Rivogliamo il Medico al Fondo di Primo Soccorso che ha lavorato alacremente per più di un anno per ottenere questo risultato. Ringraziamo tutta l'amministrazione, tutto il consiglio di amministrazione e auspichiamo che questa collaborazione possa verificarsi anche per altre attività e per altri impegni che riguardano tutta la cittadinanza. Grazie. Grazie, capogruppo Ferraro. Ci sono altri interventi. Sull'intervento mettiamo i voti. Chi è favorevole? Contrari, astenuto nessuno, quindi parere favorevole all'unanimità. Passiamo al terzo punto dell'ordine del giorno, surroga di un consigliere comunale dimissionario, esame delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità del consigliere eletto. Presidente del Consiglio, sottoscritto relazione, il Consiglio Comunale richiamata alla precedente deliberazione propria numero 33 del 23 giugno 2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto all'esame degli eletti alla carica del sindaco e del consigliere comunale e delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi. Vista la nota presentata al protocollo in data 13/7/2018 al numero 25045, con la quale il signor Filippo Bortolussi
ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale, visto l'articolo 45 del decreto legislativo 267 del 2000, il quale stabilisce che il seggio rimasto vacante deve essere attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, visto il verbale dell'adunanza di presidenti di sezione elettorale del 6 giugno 2016, è rilevato che il primo di non eletti della lista civica, Luciano Stioli, sindaco, cui appartiene il consigliere dimissionario e la signora Sara Momentè, visto l'articolo 38,8 del decreto legislativo 267 del 2000, che disciplina le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, stabilendo che le stesse sono irrevocabili una volta assunte al protocollo del comune e sono immediatamente efficaci, ritenuto necessario procedere alla surroga del consigliere dimissionario, dal fatto che nessuno dei presenti ritiene sussistano condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità e che in senso conforme è stata resa una dichiarazione da parte dell'interessata, dal fatto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data 26/7/2018 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, visto il decreto legislativo 267 del 2000, delibera di surrogare il consigliere comunale dimissionario, il signor Filippo Bortolussi, con il primo dei non eletti, che non ha manifestato la volontà di rinunciare alla carica nella stessa lista di appartenenza alla lista civica Luciano Stioli sindaco, signora Sara Momentè, di convalidare l'elezione al consigliere comunale della signora Sara Momentè, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente e esecuibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo 267/2000, con successiva separata votazione espressa per alzata di mano. Ci sono discussioni, argomenti? Gruppo Ferraro. Sì, grazie Presidente. Volevamo solo fare una piccola osservazione. Nulla di personale nei confronti della signora Sara Momentè, che conosciamo sia da un punto di vista professionale che personale e stimiamo ovviamente. Riteniamo poco opportuna la sua presenza in Consiglio Comunale vista la partecipazione e la dipendenza presso la struttura Don Mosquetta. Per questo voteremo astensione. Grazie. Grazie capogruppo Ferraro. Ci sono altre osservazioni? Passiamo. Signor Sindaco, Sì, la sua eccezione vale come eccezione di non possibilità di entrare in Consiglio Comunale, vale solo come dichiarazione, ma in opportunità ce la può provare, vorrei capire quali sono le ragioni. Sì, la ragione è semplice. La partecipazione di una dipendente dell'azienda principale, quale la Don Mosquetta, che ovviamente si trova a deliberare, no, il Consiglio Comunale all'interno di questa attività lavorativa, pensiamo che sia poco opportuna, non illegittima, non incompatibile. Troviamo poco opportuno che una persona dipendente della Don Mosquetta sieda sul banco del Consiglio Comunale, quando poi verremo a trattare argomenti che riguardano sicuramente la struttura in esame. Grazie. Ci sono altri interventi? Signor Sindaco? Allora, prendo atto che non è una questione di eleggibilità, giusto? Anche perché non sussiste, abbiamo il parere conforme al segretario generale che ha detto, come del resto già in sede di candidabilità in lista era stata valutata l'eventuale posizione di candidabilità e di ineleggibilità, per cui il problema non è giuridico. Io ritengo che molto probabilmente sarà lo stesso consigliere che di fronte a situazioni in cui Paralisa è la stessa delle situazioni di inopportunità, ma non perché stiamo discutendo di una materia per la quale lei non ha nessun ambito di intervento e come tale secondo me non dovrebbe astenersi, ma magari in una materia specifica dove ha ambito di intervento. Allora magari se si occupa della contabilità è evidente che quando parliamo di contabilità forse può anche essere inopportuno, ma giuridicamente non lo è. Ecco, questo
Allora io coglierei l'occasione, perché poi votiamo al punto successivo, intanto di ringraziare comunque il consigliere uscente Lucio Filippo per il lavoro che ci ha dato in questi 2 anni e per la mano che continuerà a darci, perché comunque l'ex consigliere Bortolucci rimarrà nel gruppo di lavoro, nel gruppo di maggioranza fino alla fine di questo mandato, e do un benvenuto invece al consigliere Sara Montè, auspicando che sarà sicuramente presente, ci darà altrettanta mano all'amministrazione. Il consigliere uscente, dimissionario, aveva 2 deleghe per provvedimento diretto del sindaco. Una prima delega come consigliere delegato al turismo e affiancamento all'assessore al turismo, e che con mio separato provvedimento nei prossimi giorni sarà attribuito al consigliere Mazzano Lorenza, e un'altra delega, quella territoriale sulla zona di Castello Brussa, che con mio separato provvedimento nei prossimi giorni sarà invece attribuita al vice sindaco Giovanni Commisso. Grazie signor Sindaco, ci sono altri interventi? Passiamo alle votazioni. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? Votiamo la immediata esecutività della delibera. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? 5. Do il benvenuto alla consigliera Sara Montè, che si accomodi nei banchi del Consiglio Comunale. Passiamo al punto 4 all'ordine del giorno, nomina di un componente della prima e della terza commissione consigliare a seguito delle dimissioni di un consigliere comunale. Chiedo ai capigruppo se hanno il nominativo. Capogruppo Donassaro. Buonasera, per la lista civica Luciano Striuchi proponiamo Sara Montè, in sostituzione a Filippo Bortolucci. Capogruppo Miolo. Grazie Presidente, noi ci asterremo da questa votazione e credo che sia giustamente in capo alla maggioranza. Grazie. Grazie, Capogruppo Miolo. Capogruppo Ferraro. Grazie Presidente, che non ci esterremo. Grazie. Passiamo alla votazione. Do lettura nella delibera del Presidente del Consiglio, sottoscritto in relazione al Consiglio Comunale. È chiamata la propria deliberazione numero 39 del 4 luglio 2016, con la quale sono state costituite e nominate le commissioni consigliari permanenti, dal fatto che il consigliere Filippo Bortolucci ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale con protocollo numero 25045 del 13 luglio 2018 e che con propria deliberazione in data odierna è stato surrogato dal consigliere Sara Montè, considerato che il capogruppo il consigliere Filippo Bortolucci era stato nominato componente sia della prima che della terza commissione consigliare e che si rende quindi necessario prevedere l'integrazione degli organi collegiali, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data 26/7/2018 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, pertanto che atto della candidatura del consigliere Montè espressa dal capogruppo Donassaro a nome della lista civica Luciano Striuchi sindaco della prima commissione consigliare, preso atto della candidatura del consigliere Montè espressa dal capogruppo Donassaro a nome della lista civica Luciano Striuchi sindaco per la terza commissione consigliare, visti i pareri formulati dal segretario generale sia ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 3 del regolamento di
controlli interni che ai sensi dell'articolo 49,3 del vigente regolamento generale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, esperita la procedura di votazione per la componente della prima commissione consiliare espressa per alzata di mano che dà il seguente esito, esperita la procedura di votazione per il componente della terza commissione consiliare espressa per alzata di mano che dà il seguente esito, delibera di nominare sulla scorta dell'esito votazione sopradetta componente della prima commissione consiliare pesca e attività produttive e istruzione del consigliere missionario Filippo Bortolussi, il consigliere Monente Sara, di nominare sulla scorta dell'esito votazione sopradetta componente della terza commissione consiliare turismo, sport e servizi alla persona, pubblica istruzione, cultura, finanza e affari generali, in sostituzione del consigliere missionario Filippo Bortolussi, il consigliere Monente Sara, con separata votazione espressa per la carta di mano con voti, poi devono delibera di richiamare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, ultimo comma del decreto direttivo 267/2000. Quindi mettiamo i voti favorevoli per la prima commissione, voti contrari, voti astenuti, votiamo per la terza commissione, voti favorevoli, voti astenuti e voti contrari. Grazie. E votiamo l'immediata esecutività della delibera, voti favorevoli, voti astenuti, voti contrari su nessuno. Grazie. Passiamo al quinto punto dell'ordine del giorno, surroga di un componente supplente della commissione elettorale comunale a seguito delle dimissioni del consigliere comunale. Il Presidente del Consiglio ha sottoscritto relazione al Consiglio Comunale richiamata alla propria deliberazione numero 35 del 23 giugno 2016, con la quale sono stati eletti i membri componenti della Commissione elettorale comunale nelle persone di componenti effettivi Tamassia Evaristo, Buoso Arianna, Melania di Tamara, componenti supplenti Bortolussi Filippo, Lomassaro Andrea, Paolo Marco, richiamata alla propria deliberazione numero 3 del 26 gennaio 2007, con la quale si è provveduto a nominare a seguito delle dimissioni dal consigliere comunale del signora Tamara Belanzari, quale nuovo componente effettivo della commissione elettorale comunale, il consigliere Luca Antelmo, richiamata alla propria deliberazione numero 76 del 26 ottobre 2017, con la quale si è provveduto a nominare a seguito delle dimissioni del consigliere comunale del signor Marco Favaro, quale nuovo componente supplente della commissione elettorale comunale, il consigliere Marilisa Ferraro, dato atto che il signor Filippo Bortolussi era assegnato alle proprie dimissioni dalla carica di consigliere comunale, protocollo numero 25045 del 27/2018, e che con propria deliberazione in data odierna è stato surrogato dal consigliere Sara Momente. Considerato pertanto che risulta necessario procedere alla surroga dello stesso quale componente supplente nell'ambito della commissione elettorale, dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consiliare in data 26 luglio 2018 e ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, preso atto della designazione del consigliere Sara Montera da parte del capogruppo Lomassaro, quale confermo la stessa cosa, Sara Montera. A nome della lista civica Luciano Scritti Sindaco, dal fatto che ai sensi della legge il sindaco non partecipa alla votazione, esperita la votazione segreta con l'assistenza degli scrutatori, dà il seguente esito. Visto il parere formulato dal segretario generale quale dirigente
responsabile dell'Ufficio Servizi Demografici ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 3 del regolamento di controlli interni, visto il parere formulato dal segretario generale ai sensi dell'articolo 49 comma 3 del vigente regolamento generale sull'organizzazione degli uffici di servizio, delibera di integrare la commissione elettorale comunale con la nomina del componente supplente verrà dalla votazione segreta quale sostituto del signor Bottolucci. Con separata votazione espressa per alzata di mano con voti delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 184 comma 4 del decreto legislativo 267/2000. Quindi gli scrutatori prego di raccogliere i voti che dobbiamo votare per scrutinio segreto. L'esito della votazione sono 10 voti a favore della signora Sara Momentè, 5 schede bianche, per cui la signora Sara Momentè viene eletta all'interno della Commissione. Votiamo la immediata esecutività di questa delibera per alzata di mano, voti favorevoli, voti contrari, voti astenuti. 5. Grazie. Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno, attività di vigilanza e controllo sull'azienda speciale di Moschetta, bilancio d'esercizio 2017. Cedo la parola al signor Sindaco. Visti gli articoli 42 seguenti dello Statuto dell'azienda speciale di Moschetta, nei quali vengono disciplinate le modalità circa la vigilanza, il controllo e la verifica sull'attività dell'azienda stessa da parte dell'amministrazione comunale, preso atto che in data 29 giugno 2018 è stata acquisita con numero 23.359 protocollo comune della deliberazione numero 37 del 18 giugno 2018 del Consiglio di amministrazione della citata azienda speciale, avente ad oggetto bilancio consuntivo 2017 corredata del parere favorevole espresso nell'ordine delle revisioni in allegato 1. Preso atto altresì che detto bilancio chiude anche l'esercizio 2017 con una perdita ammontante a euro 5.410, integralmente posta a riduzione del patrimonio netto del rispetto dei porti di riserva. Esaminante la nota integrativa bilancio, la relazione sulla gestione del direttore e del presidente e la relazione dell'organo di revisione, rilevato che già gli ultimi 3 esercizi siano conclusi in perdita e che in tali occasioni era stato rivolto un invito agli organi dell'azienda speciale affinché venisse prontamente ripristinato l'equilibrio della gestione, ritenuto tuttavia che non sussistano motivazioni ostinative all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017, in quanto, come confermato dalla relazione del revisore,
I contenuti risultano coerenti con l'andamento della gestione e la redazione è venuta nel rispetto delle norme che la regolano, fermo rimanendo il dovere di ribadire l'invito agli organi di indirizzo gestionali dell'azienda speciale a porre in atto ogni utile accorgimento al fine di ripristinare l'equilibrio economico della gestione sin dal corrente esercizio, anche tenuto conto degli ulteriori servizi e attività affidati dal Comune. Dato atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data 26 luglio 2018 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, si propone al Consiglio Comunale di approvare l'allegato bilancio dell'esercizio 2017 dell'azienda speciale Don Moschetta nelle risultanze di cui la deliberazione numero 37 del 18 giugno 2018 è ente, di raccomandare all'ufficio gestionale dell'azienda speciale di porre in atto ogni utile accorgimento al fine di ripristinare l'equilibrio economico della gestione nel corrente esercizio. Grazie. Nel sindaco ci sono osservazioni? Nessuna osservazione, passiamo quindi ai voti. Voti favorevoli? Voti astenuti? Voti contrari? Passiamo al settimo punto dell'ordine del giorno, sentenza del TAR del Veneto numero 742 del 2018 e del giudice di pace di Pordenone numero 4 2017, riconoscimento debiti fuori bilancio. Do la parola all'assessore Barbaro. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Merito alla prima sentenza da cui origina il debito, la società L.S. di San Sebastiano Messina SNI